Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Presidente incontra i cittadini di San Giovanni in Fiore nella sede del PD locale, ribadisce la volontà di andare avanti, ho fiducia nella giustizia. Biondo e sposato giudicano il 2018 un anno complicato senza grandi cambiamenti e l'anno che verrà sarà pieno di ombre. Hanno firmato i contratti questa mattina a Catanzaro, stabilizzati 287 lavoratori dell'ex legge 28 assunti a tempo indeterminato dalla Regione. Un vero e proprio harakiri per il Crotone che nell'ultima sfida dell'anno con Stroppa in panchina dopo un ottimo primo tempo si fa raggiungere e superare nella ripresa incappando nell'ennesima sconfitta. In Serie C bene Catanzaro e Vibonese pari della Regina, KO il Rende. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, è davvero conto alla rovescia per brindare al 2019. A Cosenza tutto è pronto per quello che viene chiamato Capodanno diffuso. Sul megapalco di Piazza dei Bruzzi si alterneranno la cantantessa Carmen Consoli e il rapper Fabi Fibra. Intrattenimento fino all'alba, dal centro fino al centro storico. Altri eventi previsti nell'area metropolitana di Reggio Calabria nella notte di San Silvestro. Cosimo Papandrea a Bianco e nella città dello Stretto Giuliano Palma proporrà brani d'autore. Artisti locali animeranno la notte di Crotone. A Catanzaro l'appuntamento invece in piazza Prefettura con Taranta d'Amore con Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana. Denominatore comune il calo delle temperature. Oggi prima neve in Sila e qualche inevitabile disagio. Vediamo. Paesaggi da cartolina sulle vette calabresi. La neve, attesa dagli amanti della montagna, è caduta sulle principali località turistiche di Sila, Pollino e Aspromonte. Dopo un Natale avaro di precipitazioni, dunque, sarà questo un capodanno imbiancato. Sul versante cosentino nevica a Camigliatello e a Lorica, ma la neve ha fatto la sua comparsa anche sul versante crotonese e su quello catanzarese dell'altopiano. Nevicate anche a Gambari ed Aspromonte e sulle cime del Pollino. Le previsioni anticipano altre precipitazioni nelle prossime ore, così sorridono gli operatori delle maggiori località turistiche della regione, che sperano che il manto consenta l'apertura degli impianti sciistici e dunque un possibile pienone di turisti. Intanto da qualche giorno anche gli impianti di Lorica sono aperti e così la cabinovia è a disposizione di chiunque voglia salire sulle vette di Botte Donato. Per quanto riguarda la viabilità non si segnalano difficoltà sulle principali arterie della Calabria. La A2 del Mediterraneo è regolarmente percorribile, solo qualche rallentamento per neve o ghiaccio sulle strade interne come la statale 107 Silana-Crotonese. Ma ripercorriamo l'anno che sta per chiudersi, gli eventi più significativi in Calabria in questo servizio. Nasce la città unica Corigliano-Rossano. L'incendio nella tendopoli di San Ferdinando. L'autobomba di Limbadi con l'uccisione di Matteo Vinci. La condanna definitiva di Giuseppe Scopelliti. Inaugurato il ponte di Calatrava. Inchiesta di Calabria Verde. Il Cosenza promosso in Serie B. La tragedia del Raganello. L'inchiesta sul Lucano. Morti soffocate dall'acqua alla Lamezia. Il Presidente della Repubblica San Demetrio Corone. La dottoressa aggredita a Crotone.
Sicura lascia la Calabria. Inchiesta Lande desolate. E proprio con l'inchiesta Lande desolate apriamo questa nuova parte del nostro TG, perché il presidente della regione Mario Oliverio, che ha un obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, ha incontrato nella sede del Partito Democratico locale proprio i cittadini, e nel corso di questa riunione ha ribadito la sua volontà di andare avanti, ha detto fiducia nella giustizia. Vediamo. Il 2018 per il governatore Oliverio è stato un anno assai difficile. Nonostante i guai giudiziari, però, il presidente non molla, non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, di rassegnare cioè le dimissioni, come chiedono le opposizioni dopo l'inchiesta della DDA di Catanzaro Lande desolate sugli appalti pilotati dalla regione e la conferma dell'obbligo di dimora. Anzi, il governatore, indagato per abuso d'ufficio e corruzione e costretto dai giudici a rimanere a San Giovanni in Fiore, ha convocato i suoi nella sede del PD del centro silano, occasione per fare il punto su quanto fatto, ma soprattutto per ribadire la sua estraneità ai fatti. La legalità è stata la nostra bussola, la legalità è stata la bussola che ci ha guidato per una vita. Il governatore incassa il sostegno della maggioranza che lo esorta ad andare avanti, parla degli obiettivi raggiunti dalla sua amministrazione, che ha tutte le intenzioni di continuare a guidare. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un lavoro difficile, è stato un lavoro non semplice, è stato un lavoro che è stato in primo luogo improntato a bonificare le paludi, e sono diverse le paludi che noi abbiamo trovato nella vita di questa regione, a bonificare le paludi, non senza ostacoli, incomprensioni e spesso in solitudine. Poi il messaggio ai calabresi, che esorta ad avere fiducia nel futuro. Ai calabresi voglio dire, state tranquilli, perché la Calabria è governata. Cambiamo ancora argomento. I sindacati CGIL Guil guardano al 2018 come un anno insomma in cui non molto è cambiato nella nostra regione, e il 2019 che sta per arrivare sarà un anno, dicono, ancora in salita. Vediamo. Il 2018 si chiude senza grandi novità per la Calabria e i calabresi, questo in sintesi il giudizio dei segretari regionali di CGIL Guil, Angelo Sposato e Santo Biondo, e quest'ultimo a parlare della capacità di resilienza della nostra terra, con il pensiero rivolto alla vertenza, l'ultima in ordine di tempo dei 4.500 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Mobilitazione, sottolinea, che sta capace di riaprire nuovi spazi di manovra, ma in generale sul lavoro si sono registrate più luci che ombre, con un governo, sono parole sue, disattento verso la nostra regione, istituzioni nazionali e regionali poco presenti che costringono i calabresi ad una esistenza sospesa, una terra bistrattata che ha bisogno, urgente bisogno, di cambiare pagina. Il nuovo anno, il 2019, Angelo Sposato lo prevede complicato. Pesano molto ovviamente la manovra di bilancio, che tralascia molto le questioni del mezzogiorno, non produce effetti sulla crescita e sullo sviluppo, sugli investimenti, soprattutto in Calabria, che non può vivere solo con il reddito di cittadinanza. E inoltre c'è questa vicenda legata alle inchieste giudiziarie regionali, che ovviamente vanno analizzate con quella razionalità e con un approfondimento che, al di là della vicenda umana e personale del governatore, che avrà modo di chiarire la sua posizione con la magistratura, comunque peserà su quello che saranno i destini della regione nei prossimi mesi. Di certo il 2018 ha segnato il ritorno dei sindacati nell'agone sociale, nelle trincee delle vertenze. Dopo un lungo periodo di tiepidezza tornano di moda parole come lavoratori e diritti, tavoli in cui portare a casa il risultato, consapevolezza sembra essere la nuova tendenza. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Ci sarà anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nelle audizioni dell'antimafia, lo fa sapere il presidente della commissione Nicola Morra. La convocazione è fissata per il prossimo 3 gennaio. L'intento di tutte le forze politiche, dice Morra, è chiarezza sull'omicidio del fratello del collaboratore di giustizia abruzzese. Un incendio ha distrutto nella notte un'auto, una Mercedes classe A Cutro. La vettura parcheggiata in una via del centro cittadino. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. I militari hanno avviato le indagini su quanto accaduto. Stabilizzati 287 lavoratori ex legge 28, oggi nei locali della Cittadella i contratti con cui transiteranno dal 1 gennaio del 2019 nei ruoli di azienda Calabria Lavoro grazie alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. La questura di Cosenza ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto della vendita illegale dei fuochi d'artificio, primi sequestri e prime denunce. La squadra volante è al lavoro per prevenire incidenti, conseguenza dell'utilizzo dei fuochi pirotecnici non autorizzati. Restiamo a Cosenza, esattamente a Palazzo dei Bruzzi, per l'incontro con Andrea Monda, cosentino di origini e neodirettore dell'Osservatore Romano. Vediamo. È cosentino il neodirettore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, nominato da pochi giorni direttamente da Papa Francesco. L'amministrazione comunale e la Fondazione Misasi hanno promosso un incontro per conoscerlo meglio. Una serata importante in cui Andrea Monda incontra la città di Cosenza, la incontra da novello direttore dell'Osservatore Romano, un ruolo delicatissimo, importantissimo, un orgoglio ovviamente per tutta la città. Mi sono messo a servizio per questa chiamata che ho ricevuto proprio pochi giorni fa dal Santo Padre. È una sfida che mette anche un po' di paura, ma bisogna rispondere alla paura con il coraggio. Noi calabresi il coraggio ce l'abbiamo, abbiamo superato sfide difficili. Questa per me è una sfida senza dubbio molto alta, perché insegnavo a scuola fino a pochi giorni fa, adesso mi trovo a dirigere un giornale prestigioso come l'Osservatore Romano. Cercherò di farlo con umiltà e con spirito di servizio, sperando di avere anche dei frutti e dei risultati buoni, ma conto sull'aiuto di tutti i lettori, anche di quelli, anzi in particolare di quelli della mia città, cioè Cosenza. Da Monda arriva anche un appello all'informazione perché sia meno autoreferenziale. Spesso i mezzi di comunicazione parlano tra di loro, non riescono più a informare il popolo, ma parlano un linguaggio per iniziati che si capiscono solo tra di loro, tra giornale e giornale, tra telegiornale e telegiornale, e il popolo rimane così a subire passivamente questo teatrino dell'informazione. E allora bisogna essere, come dice il Papa, chiesa in uscita. Anche l'informazione deve essere in uscita, deve rompere il circolo dell'autoreferenzialità e deve fare spazio a tutte le energie che provengono dal popolo, e con una comunicazione che abbia a che fare con la realtà, non con le idee che noi abbiamo della realtà. Quindi vincere, spezzare il circolo ideologico e camminare insieme, far camminare e crescere una comunità, che oggi è la cosa più difficile, il senso della comunità. L'attività di screening chiude il 2018, ma il 2019 sarà caratterizzato proprio dall'intensificazione di altre attività. In progetto anche i tumori della sfera maschile. Vediamo. L'Avis ha ampliato negli anni le sue attività, che vanno oltre la raccolta del sangue e si sono anche concentrate sulla prevenzione di tante patologie. In particolare nel 2018 è stato realizzato un progetto pilota per lo screening mammografico, mirato alla diagnosi precoce dei tumori e organizzato anche grazie all'Associazione degli Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È composto da una visita senologica, all'interno della quale facciamo anche un counseling genetico, cioè cerchiamo di capire se c'è una familiarità per il tumore della mammella, eseguiamo la visita senologica, dopodiché eseguiamo l'ecografia delle mammelle e dei cavi ascellari. In particolare ci siamo dotati quest'anno di un nuovo apparecchio, un portatile dell'Esaote, che è molto performante.
Ad ogni incontro hanno partecipato decine di donne, ma la cultura della prevenzione non è ancora estesa su tutto il territorio. L'iniziativa è stata accolta benissimo, tant'è che abbiamo un surplus di richieste. Piano piano speriamo di accontentare tutti. Ovviamente stiamo preferendo le sedi molto distanti dagli ospedali, e purtroppo devo dire che più ci allontaniamo dai centri cittadini, minore o addirittura nulla è l'adesione delle donne. In questi centri purtroppo abbiamo trovato tantissime patologie. Il 2019 sarà caratterizzato dall'intensificazione delle attività di screening e dall'estensione del progetto anche ai tumori della sfera maschile. Parliamo ora di sport, cominciamo con la Serie B, il Crotone ancora sconfitto, invece in Serie C bene sia la Vibonese, il pari della Reggina, il KO del Rende, vediamo. Il Crotone dura un tempo, spinto dall'entusiasmo e dalla voglia di riscatto sorprende l'Ascoli e mette a segno un 1-2 micidiale che stordisce i bianconeri, spreca le occasioni per siglare anche il terzo gol e poi si perde nella ripresa, lasciando agli avversari iniziativa e spazi per la rimonta e il sorpasso beffardo. Le scelte di Stroppa sembrano funzionare, almeno in avvio. Con Cordaz e Stojan in tribuna, il Crotone viaggia spedito e trova subito il vantaggio. Simi si invola verso Bacci che neutralizza la prima conclusione. L'azione prosegue e il nigeriano alla fine la mette dentro, aiutato dalle indecisioni della difesa bianconera. I rossoblù sono padroni del campo e al secondo affondo raddoppiano. Il cross di Valietti raggiunge Firenze sul secondo palo, colpo di testa, gol ed esultanza per il centrocampista, punto fermo dell'allenatore ex Foggia. Sulle ali dell'entusiasmo i pitagorici vanno vicini al tris, prima con Nalini fermato solo da un super Bacci che devia in corner, poi tentativi a vuoto di Valietti, Barberis e Simi. Nella ripresa l'Ascoli cambia registro e mister Vivarini inserisce nuovi attori in campo. Casarini e Frattesi prendono il posto di Troiano e De Santis e la gara si riapre subito con il tiro a volo di Brosco che sorprende Festa. Da qui in poi un vero e proprio blackout per i calabresi che nei minuti finali subiscono un 2-0 micidiale, prima con Berretta, bravo a approfittare di un'incertezza difensiva e a siglare il pareggio, e poi con Ganz nell'extra time che realizza una rete pesantissima che vale 3 punti d'oro e fa piombare il Crotone al penultimo posto in classifica. Per come si era messa forse no, forse portare a casa anche un punto sarebbe stato veramente poco. E poi è chiaro che bisogna dare i meriti all'Ascoli che nei primi 15 minuti del secondo tempo con giocate diciamo forzate ci hanno messo in difficoltà, però la difficoltà ce la siamo creata da soli. Parlo del secondo e il terzo gol, anche se poi il terzo gol è molto, molto dubbio, viziato da un fallo plateale di Beretta su Vaisanen, però al di là di questo sono molto soddisfatto per la prestazione, una squadra che ha dimostrato di essere viva nonostante una formazione forzata soprattutto nel reparto difensivo, e quindi bisogna fare anche, al di là degli errori individuali che chiaramente servono anche per crescere, parlo dei ragazzi che erano in campo, serve per crescere, quindi in un certo senso mi è piaciuto l'atteggiamento dall'inizio alla fine. Peccato che nel primo tempo ci sono state 2 o 3 situazioni dove potevamo andare veramente sul 3-4-0 e chiudere veramente la partita. Perde solo il Rende nell'ultima sfida dell'anno nel campionato di Serie C. I biancorossi non ce la fanno a chiudere la prima parte della stagione con un successo davanti al proprio pubblico e si arrendono alla Paganese che a Lorenzo conquista il primo successo stagionale. L'incornata di Vivacqua al 24esimo del primo tempo illude i biancorossi che prima del riposo si fanno raggiungere dalla rete degli ospiti firmata da Cappiello. Gaeta d'inizio ripresa firma il raddoppio per i campani e nonostante i tentativi di recuperare lo svantaggio, alla fine la squadra di Modesto si arrende alla 4ª sconfitta interna stagionale. Quarto risultato utile consecutivo invece per la Reggina che al Granillo costringe il Trapani al pari con un gol per tempo. A Redolfi risponde Corapi sul rigore, una prestazione di grande spessore per gli Amaranto che per un soffio potevano conquistare il poker di successi consecutivi. È un peccato grosso perché i ragazzi
ci avevano creduto, ci avevamo creduti tutti. Adesso sono dentro gli spogliatoi che ancora rimpiangono gli ultimi minuti, però il calcio è questo. Ci teniamo stretta alla buona partita, alla buona prestazione, una prestazione di grande intensità, di grande determinazione, di grande sacrificio contro una squadra forte, lo sapevamo. Abbiamo dovuto fare una partita di attesa perché comunque davanti avevamo una squadra che non è seconda per caso. 2-0 della Vibonese che chiude agevolmente la pratica Bisceglie e vola in classifica, così come il Catanzaro che fa cinquina a Potenza e riscatta il brusco stop di Trapani. E adesso torniamo al clima delle feste, ci porta in particolare a Vibo con un coro gospel, vediamo. L'immancabile Happy Days finale, ultimo bis che ha mandato invisibili un pubblico già coinvolto in un caleidoscopio di emozioni, è stato il suggello conclusivo di una serata memorabile all'Auditorium dello Spirito Santo a Vibo Valentia. Le oltre 300 persone che hanno gremito all'inverosimile l'Auditorium, tutte in piedi a ritmare e cantare, ormai sopraffatti da un concerto che non è enfatico definire straordinario. Il coro gospel statunitense Composition of a Price ha rappresentato il modo alla Vibonese di salutare l'anno che va via ed il nuovo in arrivo, ma anche il battesimo della nuova stagione teatrale che l'amministrazione comunale ha allestito anche per quest'anno grazie all'impegno e alla competenza del direttore artistico Maria Teresa Marzano. Fondato nel 2013 dal pianista e compositore e direttore Samuel Eddie Cromwell, raggruppa 35 coristi provenienti dalle migliori formazioni gospel dell'area metropolitana di Washington. Il Composition of a Price Choir attinge agli stili più diversi, come ha dimostrato nel concerto di Vibo Valentia, mescolando gospel, spirituals, blues e musica africana tradizionale. Un concerto che ha coinvolto, calamitato, trasportato il pubblico presente in sensazioni che confermano come la musica può essere divertimento, passione, gioia, piacere, magia e soprattutto un linguaggio universale che unisce e travolge, così come è successo al pubblico di Vibo Valentia, incantato e rinnovato nello spirito grazie alle doti taumaturgiche della musica. E da Vibo a Cittanova siamo nel Reggino per un presepe meccanico giunto alla 6ª edizione, uno dei più importanti della Calabria. Vediamo. È il 6° anno che con passione e sacrificio 2 ragazzi di Cittanova allestiscono un presepe meccanico tra i più grandi in Calabria. Alessio Murdaca e Salvatore Giovinazzo sono i promotori e sono più di 40 i pastori meccanizzati che arricchiscono l'antica tradizione del raccontare una storia antica, quella della natività di Gesù bambino, che ogni anno si ripete come una magia intrisa di profonda spiritualità popolare. Il presepe è collocato in via Regina Elena presso l'ex asilo Sant'Antonio di Cittanova. Dietro c'è un anno di lavoro, abbiamo lavorato io e Salvatore Giovinazzo e siamo riusciti a portare avanti ormai da 6 anni nel nostro paese questa bella esperienza e questo presepe. Questo presepe ha molti pastori con diversi movimenti, diciamo una 40, e sonorizzato. Abbiamo diversi effetti, già dall'alba al giorno, la notte 1 e notte 2. All'alba abbiamo un bello effetto, una bella nevicata e anche subito dopo possiamo notare un arcobaleno dietro. Durante le notti abbiamo notte 1 e notte 2, la notte 1 con la stella in movimento che va verso la capanna e la notte 2 invece abbiamo un temporale con i vari effetti audio, tra cui i tuoni. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Come anticipato nelle puntate precedenti, l'innalzamento sulla Gran Bretagna di un robusto anticiclone presente sull'Europa occidentale da diversi giorni sta favorendo la discesa lungo il bordo orientale dell'alta pressione di aria molto fredda di origine artica verso il centro-sud Italia,
causando anche sulla nostra regione, nelle giornate di San Silvestro e Capodanno, un brusco calo delle temperature che risulteranno di alcuni gradi al di sotto delle medie stagionali e deboli nevicate a quote collinari sui versanti orientali del Cosentino e del Crotonese. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino cielo generalmente poco nuvoloso sui versanti tirrenici della Calabria centro-settentrionale. Sui versanti ionici, cosentini e crotonesi cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili piogge e nevicate al di sopra dei 500-600 metri, localmente anche più in basso. Sul Reggino cielo parzialmente nuvoloso, con possibili piogge e deboli nevicate al di sopra dei 700-800 metri. Altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Dalla seconda parte della giornata deciso miglioramento ovunque. Temperature stazionarie risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari molto mossi e agitati, con venti di tramontana moderati e a tratti forti. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Luca Chito. Noi vi auguriamo davvero un felice 2019. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.